Parliamo ora delle ex banche popolari. La ferita sul territorio è ancora aperta. Siamo tornati a Montebelluna, dove a Veneto Banca è subentrata ora Banca Intesa. Alessia Piovesani. Il vecchio, il nuovo. Le tracce di Veneto Banca fallita e acquisita dal gruppo Intesa sono tutte in quel simbolo sulla ringhiera del centro direzionale sulla Feltrina. Non un'insegna, non una filiale. Ma il passato pesa come un macigno a Montebelluna. Tessuto economico e sociale impoverito, fiducia distrutta. Eccola l'eredità di Trinca e Consoli. Chi era socio e proprietario della Popolare, in Intesa è cliente e debitore. Questa ha fatto proprio un affare. A vostre spese? La banca questa che è subentrata. Lei si fidava del suo direttore allora? Certo, mi fidavo di quel che mi seguiva. È ancora qui questo signore? No, è fuggito. La ritengo responsabile, Intesa. Perché ha preso tutto con niente? Tutto con niente e penso che abbia anche predisposto tutto. Purtroppo gli abitanti di Montebelluna e dintorni se ne fanno ancora pagando le spese, perché poverini non sono più quelli di prima, anche di salute. Orfani della loro banca del territorio, i montebellunesi soffrono con dignità. Non sono aumentate alla Caritas le richieste di aiuto. Per la Camera di Commercio in 5 anni le imprese attive sono diminuite di oltre il 4%, come nel resto della provincia. Ma il futuro preoccupa. C'è l'azione della società che dovrà andare a recuperare il credito e questa sarà una partita dolorosissima. Io spero che venga condotta con saggezza, con prudenza. Che cosa le hanno chiesto in Banca Intesa? Non siamo una società di beneficenza, lei deve rientrare se non mettiamo in esecuzione i suoi beni e sarà segnalato anche alla centrale rischi. Per il coordinamento Don Torta, che segue le pratiche di 6.000 risparmiatori, il milleproroghe è solo un inizio, ma si punta al risarcimento per tutti, soprattutto per chi ha comprato azioni prima del 2007, quindi escluso dalla transazione. Non sono stati informati né dalle banche né dagli organi di controllo pubblici e privati, che vuol dire Banca Italia e Consob, di quello che stava accadendo nelle banche. Siamo alla...